L'enorme frana che ha letteralmente spazzato un tratto della provinciale 251 della Val di Zoldo viene mano a mano rimossa. Il personale di Veneto Strade sta lavorando senza sosta per togliere dal parziale isolamento l'intera vallata, al momento raggiungibile solo dal passo di Staulanza e esclusivamente per emergenze. Noi viviamo ore di attesa in quanto a momenti ci diranno se di fatto la strada verrà riaperta a un senso di marcia entro Natale e a quali condizioni e soprattutto le tempistiche per poterla transitare interamente da qui a quando. I lavori da fare per la messa in sicurezza della strada sono molti e richiedono attività che difficilmente possono essere eseguite durante il periodo invernale. Non sappiamo nemmeno quando sarà riaperta completamente, dice il primo cittadino. Noi siamo preoccupati al di là della frana di oggi, ma siamo preoccupati in prospettiva futura, perché naturalmente noi viviamo della paura dello spopolamento e dell'abbandono e di conseguenza pensare che di qui ai prossimi anni si possano verificare eventi ancora come questi, come quello di queste settimane, noi naturalmente la viviamo molto male. I cittadini hanno la necessità di avere le garanzie che la strada sarà ripristinata gradualmente. La 251 è una provinciale che ha però valenza regionale e ad oggi è l'unica alternativa importante alla 51 di Alemagna, anche in prospettiva mondiale e olimpica. Serve progettualità per dare tranquillità alla gente che vive quassù, aggiunge il sindaco De Pellegrina. Siamo gente di montagna, viviamo nelle difficoltà perennemente, pertanto questa diciamo la sappiamo tenere, però abbiamo veramente bisogno di essere rassicurati sul futuro.